Benvenuti amici della Gazzetta Sarda, siamo all'Hotel Grazia Deledda e abbiamo l'onore e il piacere di interagire, di parlare del progetto musicale, culturale legato a Bogues e Cordas World Strings Festival con i due maestri che vedete qui appunto accanto a me, il maestro Moni Ovadia e il maestro Giovanni Seneca o Seneca? Seneca, così dico. Perfetto, benissimo. Iniziamo innanzitutto a salutarvi e ringraziarvi per questa opportunità e iniziamo a parlare di questo progetto appunto legato al festival. Vuoi iniziare tu, Moni? No, io per iniziare do la parola a Giovanni perché il progetto è nato da Giovanni. Perfetto, benissimo. E lui mi ha coinvolto. Perfetto, allora Giovanni, dici di che cosa si tratta e poi il legame stesso con la nostra terra sarda e il Bogues e Cordas Festival. Sì, diciamo che il Mediterraneo è legato anche un po' alla mia storia personale, perché io sono nato a Napoli e abito ad Ancona e quindi diciamo il mare è stato sempre un pochino mi ha sempre seguito e comunque è una cultura che a me piace molto. Tra l'altro da diversi anni organizzo un festival ad Ancona che si chiama appunto Adriatico Mediterraneo, che appunto è basato sullo scambio tra le culture di questo mare, e la mia ricerca personale anche da un punto di vista musicale è stata proprio indirizzata verso le culture di questo mare, che sono tantissime, che sono a volte diverse ma molto spesso anche simili. Quindi il mare è un simbolo che lega questo progetto, sì, anche alla tua espressione musicale. Assolutamente, culturale. Nella prima edizione di questo festival, nel 2007, avevamo invitato questo grandissimo scrittore che si chiama Predrag Matvejevic e l'avevamo invitato al festival e ho conosciuto la sua opera, in particolare questo testo che si chiama Breviario Mediterraneo. E con Moni ci conosciamo ancora da prima, perché dai tempi degli anni 90 in cui organizzavamo ad Ancona un festival di musica klezmer, e quindi era nata questa conoscenza, quindi è venuta questa idea: ma perché non facciamo qualcosa legato al Mediterraneo? E l'idea era appunto questa, di chiamarlo Rotte Mediterranee, e abbiamo fatto una selezione di testi, una selezione di musiche, e quindi ecco lo portiamo in giro ormai da diversi anni, insomma in diversi teatri, in diversi luoghi. Quindi parola e suono si incontrano, interagiscono, diventano musica e racconto. Sì, è una forma di concerto teatrale, possiamo dire, in cui i racconti si innescano, diciamo, all'interno della drammaturgia e in un tutt'uno, in un unicum, possiamo dire, in cui la narrazione e la musica e le canzoni sono unite. Assieme a noi ci sono splendidi musicisti come la cantante Anissa Guizzi, una cantante italo-algerina, o il percussionista Francesco Savoretti e il contrabbassista Gabriele Pesaresi, e quindi insomma ecco, insieme portiamo avanti questo percorso. Bellissimo. Insieme ai testi di Matvejev ci sono anche dei testi di Paolo Rumiz, altro grandissimo conoscitore, scrittore di confine possiamo dire, e il grande Ivo Andrić, e poi anche dei testi dello stesso Moni. Bene, e quindi Moni adesso ci parlerai ovviamente di questo aspetto. Sì, io per riprendere la questione dell'origine, io nasco in una famiglia ebraico-sefardita, quindi di discendenza ispanica, e poi con un giro proprio nell'area del Mediterraneo, perché gli ebrei che furono espulsi dalla Spagna vennero verso il Maghreb e poi in tutto il Mediterraneo, chiamati e salvati dalla grande porta, cioè l'impero ottomano. Da parte di madre io ho una radice slava, serba e poi bulgara, e da parte di padre invece una radice ottomana con punti di precipitazione in città come Salonicco e anche la Smirne, che ebbe una popolazione straordinaria, cosmopolita, prima della grande catastrofe, cioè della nascita della nuova Turchia. Va bene, queste sono materie. Quindi il Mediterraneo fa parte della mia origine, della mia sensibilità,
io sento molto questa radice, sento moltissimo questa radice e con anche questa sua dimensione della Grecia quando c'era l'impero ottomano e delle tracce che ha lasciato, io ho imparato a parlare anche il greco moderno e così sento, veramente lo sento, diciamo che anche come vocazione umana. E poi ho una persuasione che il Mediterraneo abbia concentrato quasi tutta l'intera civiltà umana, perché sulle coste del Mediterraneo, come dice Predrag Matvejevic, di cui io ero grandissimo amico, eravamo proprio amici stretti, che qui si incrociano queste rotte e lungo il Mediterraneo sono nati la grecità e l'Europa stessa non è nata nella Foresta Nera, non è nata nei fiordi della Norvegia, l'Europa è nata sul Mediterraneo, la cultura greca, quindi la grecità. Poi il monoteismo ebraico è nato in quest'area, il cristianesimo che nasce come fede orientale, perché poi secondo me è anche una questione affascinantissima, questo è il passaggio dell'occidentalizzazione del cristianesimo, che il cristianesimo orientale secondo me andrebbe recuperato per la propria originalità e poi naturalmente anche l'Islam. Quindi c'è la gran parte della civiltà umana ed è mia persuasione forte che quando soprattutto l'Europa capirà che bisogna ritornare al Mediterraneo per lanciare un vero progetto di incontro e di gemmazione di una cultura che germini dalle varie culture lungo il Mediterraneo, noi forse in quel momento inizieremo il vero cammino di pace in questa terra. Molto molto bello. Mi è piaciuta tanto la parola vocazione, perché molti a casa pensano vocazione subito riflessa in un ambito religioso, mentre la vocazione culturale che scorre nel sangue è anche parte della vostra interazione culturale, musicale, artistica che offrite, posso usare questa parola, a chi viene a vedere il vostro spettacolo. Una proposta per sollecitare delle emozioni, delle riflessioni e appunto per riaprire un cammino che è stato cortocircuitato, se lo volessi dire adesso, con un po' di pompa dalla scoperta dell'America. Mi è piaciuto. Sì, quindi ecco, ritornare al Mediterraneo significa non rifiutare il resto del mondo, per l'amor di Dio, però riconoscere che qui c'è una radice di una potenza difficilmente emulabile. E poi abbiamo citato, visto che qui siamo in un'isola del Mediterraneo, la Sardegna ha accolto un'eredità culturale fatta di lingue, di canti, di musiche, di poesia, anche di vocazione di grande respiro, perché il contributo sardo alla cultura italiana e quindi europea è stato immenso. Basterebbe fare il nome di Antonio Gramsci, e già lui raccoglie, no? Ha fatto lezioni e adesso sta facendo lezioni negli Stati Uniti d'America. Qui è un po' dimenticato, lì lo studiano nelle migliori università. Citiamo anche Grazia Deledda, la grande poetessa Grazia Deledda, ma poi per esempio nel campo musicale la Sardegna ha saputo, o meglio contiene in sé, quasi nelle proprie pietre, quasi nel proprio humus della sua gente, l'antico remoto e il modernissimo, perché questo è il grande enigma della musica sarda, che insieme sembra venire da un tempo ancestrale, però è di una originalità che la proietta nell'assoluta modernità. È come se ci si contenda la propria anima tra il passato e il presente.
cioè il presente vive in una torsione fra le due dimensioni. È vero, quasi una sofferenza questa cultura. Un po' sì. È vero. Ecco. È vero, hai centrato benissimo. Possiamo chiudere con un saluto, ma i prossimi appuntamenti e quindi anche le prossime attività sia di questo spettacolo ma anche le vostre, insomma, vi troveremo a Cagliari ovviamente. Sì, siamo a Cagliari, poi io continuerò a fare la mia attività sia come solista che con gruppi, con orchestre e insomma quindi abbiamo chiaramente tutte le informazioni possono essere, ma se posso permettermi di aggiungere qualcosa che comunque noi come italiani penso che abbiamo il dovere di occuparci del Mediterraneo perché geograficamente siamo un ponte e noi siamo proprio lì in mezzo e tant'è vero che accogliamo e nel corso della storia siamo anche andati a conoscere queste altre culture, quindi è importante che noi parliamo e ci occupiamo di Mediterraneo e di capire questa cultura da dove nasce, ma soprattutto la cultura moderna, quello che ci può portare, perché anche musicalmente parlando ci sono tutta una serie di influenze nella musica italiana che sono simili a tutte le altre culture. Poi noi ad oriente abbiamo i Balcani, a sud abbiamo il Maghreb, a sinistra abbiamo la Spagna e quindi sono tutte queste culture insieme che si uniscono in questo ponte che è l'Italia. Bellissimo questo. Proprio giusto, ecco, quando si parla negli orribili termini militari si dice che l'Italia è una portaerei nel Mediterraneo. Io vorrei invece che noi superassimo questa definizione che evoca violenza e guerra per dire che l'Italia è una straordinaria e vasta portacultura del Mediterraneo. Mi posso agganciare a questo discorso, da ex marinaio. Forse è meglio più utilizzare il Vespucci come veicolo di navigazione che racchiude la scuola e non militare, ma magari proprio più con anche questo sentimento forse. Non so se me la passi questa cosa. Come no, ma come no, la Vespucci, la nostra gloriosa Vespucci, che è un modo di andare per mare antagonistico al militare e per invece portare l'italianità. Sì, e portare anche l'umanità che ancora sa guardare al mare attraverso un mezzo che è fatto per il mare ma è fatto dalle mani degli uomini, non dalle tecnologie di guerra. Allora, amici della Gazzetta Sarda, avete visto ancora una volta questo momento culturale che ovviamente è soprattutto grazie a coloro che ci ospitano nel loro percorso, nel loro mondo culturale, e quindi noi vi salutiamo, vi ringraziamo Moni e vi ringraziamo Giovanni per tutto questo che ci avete detto oggi e quindi ad un prossimo appuntamento con voi amici della Gazzetta Sarda. Un saluto a tutti voi. Amici della Gazzetta Sarda, benvenuti ancora qui per il Bogues et Cordas World String Festival. Siamo qui all'Hotel Grazia Deledda e siamo in compagnia di una realtà culturale per la scultura che è Roberto Zirano e quindi grazie di essere qui, ci fa piacere poterti incontrare perché c'è un motivo molto particolare, oltre il fatto che sei parte dell'arte della cultura nostra isolana, ma di riflesso, giusto? Ma poi diremo il motivo per cui sei qui. Anzitutto benvenuto. Grazie a voi. E magari un pochettino parliamo, solleviamo un po' l'audio, la voce tra noi, così interagiamo. Il motivo per cui Roberto è qui è perché c'è un legame con questo festival attraverso quella che è parte, no? Insomma, della tua anima artistica, che è questa opera che noi prendiamo gentilmente, vediamo perché, eccola qui. Ma parlaci, questa dici. È un'opera, prima cosa ringrazio Peppe Dettori che mi lega un'amicizia da lungo tempo. Perfetto. Mi ha coinvolto in questo progetto e ne sono stato solo che onorato. Il fatto che un
premio così ambito per un personaggio che io stimo da quando ero ragazzino, quindi Peter Gabriel mi ha detto mi farebbe piacere, siccome sia uno scultore contemporaneo tra i più nominati, ci farebbe piacere avere una tua opera, e io credo che in questo caso è anche un piacere, oltre che un dovere, partecipare in queste occasioni e soprattutto dare qualcosa a questi festival. Io ho voluto aderire a questo progetto, ma soprattutto ho voluto fare dono di quest'opera. E perciò descrivici quest'opera. Vediamo le parti visive, ovviamente la dedica a Peter Gabriel, e quindi continua insomma nel discorso. Il tuo idolo è ovviamente fare questo per Beppe, l'amicizia che vi lega, appunto dicevi. Ma quest'opera, quando mi ha detto vogliamo fare un premio, a me la prima cosa che mi è venuta in mente è fare un vinile. Io cresco e sono cresciuto con quella musica degli anni '80 e i vinili allora avevano un significato, oggi un po' di meno, oggi è quasi più estetica, invece no, ho voluto riprendere il simbolo quindi di questo vinile, la musica che unisce tutti, e quindi è un grande disco in ferro, e il colore che voi vedete, questo colore nasce principalmente col fuoco. Ecco dove è la particolarità, io disegno col fuoco, e quale colore più bello non poteva essere che il blu del mare, il blu del cielo, quel blu che ci dà speranza, quel blu che unisce le persone di ogni popolo che siano, e quindi credo in qualche modo riflette anche la Sardegna. Obbligatoriamente abbiamo ripreso i colori della Sardegna perché il blu del mare è unico, il nostro cielo è sempre bello limpido, quindi ho voluto omaggiare Peter Gabriel con questo dono, pensando di far fare una bella figura a Bocas e Cordas, quindi a Peppe Dettori e al suo Bocas e Cordas World Strings Festival, diciamo così. Per cui potremo anche chiudere qui questo percorso e questo dialogo con te. Ti ringraziamo, e ti ringraziamo anche perché hai parlato di un riflesso musicale attraverso la scultura per parlare del vinile, perciò voi... Speriamo che dia piacere a Peter Gabriel quando lo riceve, perché è un pezzo di Sardegna. Certamente. Per cui noi adesso ringraziamo ovviamente Roberto, seguitelo, seguite appunto anche le sue attività, e ricordatevi che il riflesso culturale di Roberto attraverso il Bocas e Cordas World Strings Festival avviene sì attraverso questa opera particolare, ma poi sarà attraverso le mani di Peter Gabriel, per cui è un valore aggiunto anche per tutta la Sardegna, ma anche per l'intera Italia. Grazie ancora, un saluto. Buona fortuna.